Oh, se suonesse almeno le cose allegre, le cose gli suona sempre in marce funebri. Ah, ma a cosa dica lei al maestro Pino De Magistri, che con tutte le belle musiche che è, deve cambiare di cercare le fa un po' più allegre, grigliose, Comunque, a cosa dica anche a Sinden, che per mia fare i prove della banda sotto la mecca, dica bravo anche di cambiare posto, no? Maddalena! 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 Ma non sarà andato a volta la fonda lei. Mi scommette che lei ha mosso in telecamera del Reg a parlare al telefono. Ma cosa che fa la racconta sempre? Tutto il dia al telefono, Messo via. Pensi un po', settimana passata alla telefonata una sua amica, la Filomena Leila, un'altra che è di quelle che la gasa è per la gola secca. Io gli è stato il telefono per più di 2 ore, ma mi dica cosa che appunto una sua cos'è, non fondi al telefono 2 ore. Per me fa apposta per farmi incassare. No. Comunque mi dica dove lavoro, che forne per fare fassito anche a doma 2 sistemi. Perché non funziona niente. Vabbè, comunque, terminate a scrivere la lettera che se ne tre a scrivere per il mio fratello, alla direttrice del collegio del Meneu. Allora, veniamo noi con questa mia a dirvi, no, a dirvi, allora una parola oppure no, per me a dirvi le tutte carte, sì, a dirvi, con doppi certo, a dirvi che, virgola, scusate se sono poche, ma 350 euro, e certo è un euro e 350 euro, no? Di aumento a noi ci fanno specie che quest'anno non è una parola, o che è una parola futura. Quest'anno c'è stata una grande crisi delle vacche per via della mucca passa, virgola, come spero di voi, bella ciao, anzi, che me lavoro, 2 punti, ciucciame, 2 punti, allora, abbondanza, come diceva o Don Luciano. Allora, terminati, a serigliarsi a 2 punti. Ora, questa moneta servono a che voi vi consolate del problema che avete, punto esclamativo, perché dovete lasciare in collegio nostro nipote
che lo zio, che siamo noi, medesimo, certo, di persona, mi manda questo, perché lo vuoi, perché mio fratello è analfabeto. Di analfabeta. No, lei no, ma analfabeto. E il giovanotto è uno studente che studia, virgola, che si deve prendere una laurea, virgola, che deve tenere la testa al solito posto, virgola, cioè sul collo. A ciò, perché non mi piace quando vi mando in regalo una cavagna di broccoli, virgola, e bere, perché se non li mangia lei, li devo dare ai maiali. E anche l'insalata, ma l'insalata dove alla posto. Maddalena! Ma ascoltami bene, te che da sé, ma con l'insalata ha l'apostrofo? Non è l'apostrofo, dai, tocca per sé, no, con l'insalata ha l'ole e la scritta. Ma scusa, che te ha scritto cos'è poi? A lei è la lettera per la direttrice del collegio, che me ne perché 350 euro in più all'anno per il mio fratello che fa il contadino, e poi dopo il mio fratello come te per sé alle mie avuto scritto. Ah sì, perché invece te sei proprio bravo. Avete cognoso le lettere, vedo una confusione unica. Il tuo fratello, caro mio, oltre che analfabeto, ha anche tirchio e piuccio. Comunque? Perché la mia ciabatta nauca, che lui sa che sarei stato per scrivere la sola lettera e mia te. Grazie per la fiducia. Comunque, bravo me, la lettera che lo scrive so è anche bella chiara. Perché lo scrive che 350 euro in più all'anno per il mio fratello che fa il contadino dietro tanti, anche per via che della mucca passa, il problema è che io in distanza vabbè te ma a proposito dove sera ti stazza chi ti chiama a dare stazza il telefono Se il telefono perché spegna e poi dopo te la mente viene che io ho parlato dopo una ventina di minuti. E con chi se ne dà il telefono? Ma mia me, alla fine è stata fuoco lì una che gli ha sbagliato.
la sempre convinta dei miei sentiti, ma a spösse in do che ta si serve, che ta seguite a chiamare e ta gasse mai, Dove dare può serve, mi dica? A non mi pare ti piace. Cos'è? Il vestito l'ho comprata apposta per te. Per me? Ma legnate la mia misura! Ma mia per te, ma nel senso di mettersi per far bella figura a te o no? Da che bella figura che ta che Senti un momento, hai le stesse parole che il tadizzo Luigi Marenzi. Comunque le conte, te dica a mole etta, che Luigi Marenzi ha girata la larga, perché se no, a fuori a me che lì, al caso detto in luna della sciura i roddi, e capito? Ma se vedremo con che la storia lei è Luigi Marenzi. Dopo la figura che mi faccio ieri, lei scappa via dall'erbus che la ciapava, e la sa che anche in cicchetto, adesso, mo che la fa, che sono stufa della tua gelosia, e mo che la fa una volta per tutte, perché mi sono do e stavolta scherza mia. Quello che ti dica, assomiglia a me cosa fa? A lei la U che non si sente del che, la U. Gross, che ne ha contento! Certo, è il rimorso. Amore, ascolta e ti spiego. Ma si sente dolore che? Perché? Adesso dove? Che? Tu che è sterco? Penso di essere moriata che lì è gelosia può avere. Ascolta, dopo te chiedo che è sterco. Al maso è taglio e dolori. E il maso è slarga fuori. Poi comincia a al centrifuga del dolore. E mal. E la ultima. Ma sarei mio pieno che mai a dirsi. Lei si è quasi commossa, perché lei sai che te la finestra del buccio del Luigi. Ma dai, e ne allena tocca e la giochi deci, perché gli hai tu salci. Vabbè, però di che cambia cratere, mette su una malua la vese e in tinta. Mettiti nulla in che io, via. Ma che è stato che da si Ti bella che mi lavori, sì, ma da sei più sporche terra. Ma le scarpe, ma perché te la strada? Ma dai, te le metti da posto in una fava, e poi dopo, ma a spesso in che maniera della cravatta la tieni sempre su in stato. E date una petenata. Non è più va veste da spetenata. Ma, scusa, fa un vecchio lavoro nate. Ma dica forte ma da che culo ma adesso che cambia cosa cambia cos'è? Che ne ti dai comando del cassetta che ne dai tu con sta sculur ma come ti sei? certo io volte prima sta domanda se ho usato il nuovo bambos va bene e comunque dai ma dai bisognerà fare il gol per i toccherelli lei è mia, non è incastrato, ti perde il tuccio. Cosa ho capita? Domani quando conosci passerò sola iper. La comprerò una nozione che la ferma e la caduta di più. Cara, non è la ur che ferma la caduta di capelli, ma è il pavimento. Io ci ho per la ur, hai di gran porcheria, te dica me. Comunque te, vera, domanda al tuo amico là, un Luigi Marenzi, e lui sa che sa che il capelli per farmi anche il gatto, che è color carne. Dai, dai! Ma come ti dice qui? Dai che color carne. Alla furbo che lei dica me. Dai, adesso segnalo là, perché ho tirato le compagne te domani a est.
E beh, che era giù la dolore. Stasera che la cartellina avevo sognato, che era di un impresario, mia che l'ho vissuto l'amore. Guai a te, se ti sente parlare anche a dove una volta delle ghirlande, dei fiori, delle urne e dei manifesti molte. Allora, sì che lo deve fare possibile. Comunque, me dire che a certa sera, prima o dopo, me contare sulla verità. Dai, che venga penseranno domani, a proposito, ada che tu porta via, che sotto lei la casa del mondo, portata alla parte via. Perché? Per la smocca? Ma com'è sporca, ma dai, io camo che la fuori fa il bambo. L'ho portata alla lavanderia per scondire, no? Mettiamo il caso che la Dolores venga a mente fa da fare il giro turistico della casa. Ma certo, una crecheria che della gente in casa, hai portato in camera di legge e che fai che tutta la mia legge che fa la casa del mondo. Ma dire va! E poi dopo te bella, me la meca, con qualche guai a me, e sotto la legge te qualche alla me. Oh, Ma non siete ancora pronti? Ma guardate che stanno per arrivare, E tu papà, mi raccomando, fai bene la tua parte, Sì, lo so cosa vuoi dirmi, credi? Anche a me questa cosa non è che piace molto, perché tu e la mamma mi avete insegnato a essere una ragazza leale e sincera. Ma vi prego, fatelo per me. Vi giuro che sarà la prima e unica volta. Poi domani dovremo chiarire per forza. Dai, allora adesso vado e li aspetto qui fuori, siccome sera poi li faccio parcheggiare nel cortile e non vedranno il cimitero. se parti se, non passiamo a colpi sbagliati. Che sotto che parcheggiato il carro funebre. Perché si dice? Ma scusa, ma è no? Ma tu dici se no, è che come mi ha avuto il permesso, no? Che gli è andato a Milano e come mi ha avuto il permesso. Allora, cosa gli fa chi di servizi? Gli è andato in albergo. E che all'albergo dice, a che prima idea di parcheggiare il carro funebre di Nacia al mio hotel. E allora che larga titolo di me. Vabbè dai, mentre il chiede non ce la mecca. Ma sì, perché invece che devo della nostra casa, il carro funebre ha stentito proprio la perfezione. Guardate Dolores che dovete, devo della casa, carro funebre. E in ca, come sottofondo musicale, la marcia funebre. E per me viene amore capire che maniera qui dove va, che vedi sulla propria la marcia funebre. Potrei andare a fare i prove per la settimana santa per vendere il santo. Settimana che era, settimana santa, perché? Vabbè, dai, allora li faccio parcheggiare nella strada qui laterale. Brava. Tu papà intanto vai giù dai bandisti, dai, con la scusa, fagli assaggiare un bicchiere del tuo vino, fagli smettere un attimo di suonare. Dai, che adesso Mi raccomando, dai, tranquilla, dai. Ma, Maddalena, ma cosa vuole contare su cosa mi craselle? Magari ti hai esciò, piede palanchi, ti chi ce la tira, magari gli ha messo dura e non te puoi fare, cosa fai tu? Ma perché? Perché devi dare sempre sui soldi. E dico sempre che i soldi mi hanno di C'è ragione, amore. Nella vita ci sono cose più importanti dei soldi. So che per comprare a poco di palanca. È bella lei che me, ma come anche ascolta. E comunque dai, se lui vede che è a messo di l'importante è mia lasciarsi impressionare. Bisogna esagerare. Come esagerare? Ma certo, se lui vede che ma dispiega sempre. Note, anche dirà che no, sensibile. Se vedrà che dirà che gana calma, molto anche dirà che gana al mare e alla montagna. Esagereremo. Se lui vede che mette la sordura, l'importante è rispondere per il rime, no? Questa è dote perché la vigia sempre la cultura. Suona la tua tromba, perché mi dica, suona per te, e allora esagera. Mamma, papà, sono arrivati. Dai, intanto che li faccio accomodare, andate di là a finire di prepararli. Che stato Esagera sempre, sempre. Vabbè, esagerare, non che va.
una casa molto grande. Ma cosa dici, Dolores? È una casa, la si aggiudica poi viene la Graviossa. È bella pulita, ordinata e soprattutto allegra. Eccoci. Direi che la cacchetta dà lo stesso di allegria. Vai veramente bene. Che bello che vestire che lei restaura veramente bene. Ma Dolores, i tuoi genitori dove sono? Mi scuserà signora Nora, ma mio padre ha fatto un po' tardi al lavoro ed ora è di là insieme a mia mamma che sta finendo di prepararsi. Anzi, adesso vado di là ad avvisarvi che siete arrivati. Giulio, fai tu gli onori di causa, per cortesia. Con permesso, Lei ti cada. La massima faccia se mi sta per dire. Mamma, guarda, che non sono una moglie, non la lascerei per niente al mondo. È una ragazza fantastica, unica, e anche i suoi genitori sono delle bravissime persone, vedrai. Sì. Il signor Felice, il nonno di Dolores, lei è un po' su, ma è simpaticissimo, vedrai. Buonasera, signor Felice! Questo lei è il mio papà e questa lei è la mia mamma. Come vai? Ma cos'è caro? Col mal di schiena? Piacere, piacere signorina. Bene, se già felice, riposi felice. Nora, che si chiama Nora? Mia Lena. Ho capito che la sentiamo Lena. Nora, me si chiama Nora. Nora. Mamma, lasciamo perdere. Ammettiamo che tu ti chiami Lena, se no che alfanocci. Che lì è mia, capì? Perché capire si è piena. Per me ha un po' di sciatti. Ma che sciatica, ed è mio come l'hai spiegato? Per me l'Elenia è un